Vascondi Carbonera, il funerale del bimbo di 2 mesi morto dopo un assurdo incidente in braccio al papà. A Paderno di Ponzano l'entrata della piccola bara suonata una ninna nanna per accompagnare Martino. Concluse le indagini per 5 persone, tra cui un trevigiano accusate di un assalto al campo nomadi di Vigonza con pistole e fucili. Si va verso il processo, l'accusa è tentato omicidio. Aziende trevigiane invitate a trasferirsi in Carinzia da agenzie governative regionali. Il deputato di Forza Italia Baratto scrive una lettera ai governatori di Veneto e Friuli Venezia Giulia proponendo una serie di misure per rilanciare lo sviluppo. Approvata con il 65% dei voti l'ipotesi di accordo sul lavoro siglata tra sindacati e Pasta Zara. Nell'intesa la rinuncia ai premi di produzione per 5 anni e la trasformazione in ciclo continuo dell'orario di Riese. Il presidente della provincia di Treviso guiderà Lupi Veneto. Oggi la nomina a Stefano Marcon subentra a Enoch Soranzi. Il disegno di una illustratrice trevigiana diventa virale sul web e si trasforma in un manifesto internazionale contro la violenza sulle donne, a usarlo anche Al Jazeera. A memoria della Grande Guerra a Santa Lucia di Piave, una fattoria durante il conflitto diventò la Regia Scuola dei Bombardieri d'Italia. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben trovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con il dolore e la commozione provati stamani alla chiesa di Vascondi Carbonera per l'addio al piccolo Martino, il bimbo di 2 mesi morto a Paderno di Ponzano per un assurdo incidente in braccio al papà. Vuole essere lui, papà Diego, a portare la piccola bara bianca, come per voler esorcizzare gli istanti tragici e assurdi che hanno strappato alla vita Martino, quell'incidente fatale proprio mentre era in braccio al papà. Lo porto io il mio Martino, sembra dire. L'ultimo viaggio del bimbo di 2 mesi è affidato a un genitore devastato dal dolore, assieme a mamma Sara. E quando il feretro entra nella chiesa di Vascondi Carbonera, le lacrime scorrono sui volti e i brividi toccano la pelle di tutti. Musica che sembra una ninna nanna per addormentare dolcemente Martino. 2 mesi, troppo pochi per andarsene, ma già tanti per essere amato e ora rimpianto dalla sua famiglia. Un bambino è il sorriso di Dio sulla terra. Un bambino è la speranza stessa di Dio. Ma quando un bambino viene falciato violentemente dalla morte a soli 2 mesi, cala allora nel nostro mondo un buio così fitto e denso che nemmeno le lacrime riescono a dire il dolore che c'è dentro al cuore di mamma e papà. E poi quelle domande di dolore e rabbia. Sembra il trionfo di quella ragione che ti sbatte in faccia il fatidico: ma dov'era allora il tuo Dio? Dio dov'era quel giorno dell'incidente? Dov'era Dio sabato scorso? No, non era assente Dio. Perché Dio, come ho detto, ha gli occhi grandi e il nasino tenero di un bambino. Dio c'era sabato. Era in questa piccola creatura. È l'abbraccio della comunità per genitori che devono trovare la forza di andare avanti. L'addio a un angioletto che ha avuto appena il tempo di assaggiare cosa avrebbe potuto essere la vita. Con un pensiero anche al fratellino di Martino. Quelle stelle che sabato sera hanno accolto il loro fratellino più piccolo perché potesse splendere in cielo in eterno per mamma Sara e per papà Diego, proprio come Damiano amava sussurrare al suo orecchio avvicinando il suo viso alla guancia del fratellino: io e te Martino guardiamo il cielo, guardiamo le stelle. Dalle strazianti immagini di questo addio al piccolo Martino alla cronaca aveva chiesto ospitalità al parroco di Albaredo, ma vedendolo così agitato il sacerdote era stato costretto a rifiutare. Alcuni cittadini che si erano trovati a loro volta nella stessa situazione hanno deciso di allertare i carabinieri prima che il giovane migrante, un 25enne afghano, diventasse pericoloso. È accaduto ieri mattina. All'arrivo dei militari il ragazzo, invece di tranquillizzarsi, è andato in escandescenze colpendo i carabinieri con calci e pugni,
ed è stato quindi arrestato sul sagrato della Chiesa per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. E si sono concluse le indagini per 5 persone, tra i quali una trevigiano, accusate di un assalto al campo nomadi di Vigonza con pistola e fucile. Era l'ottobre del 2016, si va verso il processo e l'accusa è tentato omicidio. Campo nomadi di Pionca di Vigonza, avvenuto il 17 ottobre del 2016. Nel maggio del 2017 la squadra mobile di Padova li aveva arrestati, ritenendoli responsabili di quel blitz, quando il comando entrò nel campo con pistole e un Kalashnikov, sparando ad altezza d'uomo su roulotte e autovetture. I 5, residenti tra Padova, Treviso e Venezia, sono accusati di tentato omicidio, detenzione e porto di armi da guerra. Il movente era stato individuato dagli investigatori in un regolamento di conti, dopo una violenta lite familiare tra un residente del campo nomadi preso d'assalto e la compagna, che assieme al padre, intervenuto per difenderla, sarebbe stata ferita, scatenando l'azione punitiva. Adesso parliamo di infrastrutture, di ponti, e uno in particolare nel mirino da tempo, dopo anche l'appello lanciato dallo stesso governatore Zaia qualche mese fa, il ponte di Vidore e anche la nuova viabilità collegata. Con un emendamento alla finanziaria, 40 milioni, il primo firmatario di questo emendamento è il deputato di Forza Italia Raffaele Baratto, che chiede ai colleghi leghisti di votare questo provvedimento che porterebbe o dovrebbe portare questi attesi 40 milioni per Vidor. Ho fatto un emendamento, io credo che assolutamente è un emendamento serio, concreto, credo che questo governo lo debba assolutamente accettare e tirare fuori assolutamente i soldi, perché questo territorio dal dopoguerra non ha mai avuto un'opera importante. Credo che questo sia il momento e l'occasione giusta. È fiducioso Raffaele Baratto, parlamentare di Forza Italia, sul fatto che il governo possa accogliere l'inserimento in legge di bilancio dello stanziamento di 40 milioni di euro per la nuova viabilità di Vidor, con la costruzione di un nuovo ponte sul Piave e delle bretelle di collegamento con la rete stradale esistente, così da eliminare il traffico pesante dal centro del paese e consentire di tirare il fiato anche alla congestionata circolazione di Pederoba e Valdobbiadene. Per Baratto questa manovra è un'occasione da non perdere e ai colleghi parlamentari della Lega dice: non ci sono più scuse, lo votino tutti. Mi auguro che tutti i parlamentari veneti si stringono insieme a me per questa grande iniziativa, perché il ponte Vidor per questo territorio è assolutamente fondamentale. Lo ha dimostrato soprattutto in questo periodo che è andato in crisi il ponte di Apriula con il maltempo che ha scatenato in questo ultimo periodo. Allora mai come adesso si è vista l'importanza di quel ponte e di quella viabilità. Cosa faranno in aula i deputati del Carroccio? Il presidente della provincia, il leghista Marcon, non si spinge a prevederlo. Quel che è certo è che l'intervento è necessario, ma nelle casse dell'ente di Sant'Artemio non c'è quanto basta. Le risorse le devono trovare a livello statale, perché la provincia, pur avendo la competenza su quella viabilità, oggi non può affrontare opere nuove. Questa è la realtà dei fatti. Se in termini di progettualità siamo sicuramente pronti, assieme agli altri enti, la Regione con il suo braccio operativo, Veneto Strade con l'ANAS, con tutti coloro che possono aiutare a trovare una soluzione. La provincia c'è, bisogna trovare le risorse. Ancora il deputato Baratto, che non solo ha presentato questo emendamento, ma ha anche scritto una lettera ai governatori del Veneto, Luca Zaia, e del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, ma anche ai parlamentari e alle associazioni di categoria, per proporre una serie di misure per rilanciare lo sviluppo delle aziende trevigiane. Perché? Perché le aziende trevigiane tornano a essere invitate, come era accaduto qualche anno fa, a trasferirsi in Carinzia, dove ci sono meno tasse, meno burocrazia. Questo invito viene da agenzie governative regionali e c'è un incontro fissato per il 22 novembre proprio a Treviso. L'allarme è lanciato proprio da Baratto. Sentiamo allora le sue parole. Sta succedendo davvero una cosa assurda, l'Austria che chiede sanzioni all'Italia e intanto la Carinzia viene qua a fare propaganda per portarci via le aziende. Allora o il governo davvero questa volta fa una cosa seria per le aziende, altrimenti dobbiamo davvero pensare che le aziende vadano via. Quali sono le migliori condizioni che propongono?
Beh, una fiscalità assolutamente importante, un 24% contro il 48% nostro, ma credo davvero che il governo debba intervenire, ma intervenire in maniera seria, perché che un paese venga qui a pubblicizzare e portarti via le aziende, credo davvero sia una cosa assurda. Tra l'altro Europa su Europa, io credo che questo davvero si debba fermare, lo può fermare un governo serio che dice di essere del cambiamento, facendo un shock fiscale perché le aziende rimangono nel territorio, altrimenti gli imprenditori scapperanno, loro non hanno problemi perché i prodotti andranno a fare altrove, un'ora di macchina da qui, e impoveriremo il nostro territorio che è sempre stata la locomotiva di tutta l'Italia. Nella campagna elettorale tutti quanti andavamo a dire la defiscalizzazione per mantenere le aziende, oggi il governo non sta facendo niente, credo che invece di creare redditi di cittadinanza deve dare una forza all'azienda per creare posti di lavoro. Abbiamo visto anche nel servizio riguardante l'emendamento per il ponte di Vidori il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, che è stato eletto nuovo presidente dell'UPI Veneto, l'Unione Regionale delle Province del Veneto, quindi sarà la guida degli altri presidenti delle province. Vicepresidente è stato eletto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin. Marcon subentra a Enoch Soranzo, che è stato presidente della provincia di Padova, quindi un nuovo incarico anche importante per il presidente della provincia, con un ruolo, anche una struttura che abbiamo sentito ha le sue criticità. A proposito di criticità, resta caldo il tavolo sulla questione aeroporto. Ieri l'incontro tra l'aeroporto e Casugana, sappiamo, con il blocco dei voli notturni dopo le 22, ma poche ore dopo c'è stata anche l'assemblea del comitato contro l'ampliamento dell'aviosuperficie. Sentiamo. L'aeroporto è incompatibile con la città. L'aeroporto in questa posizione, dal mio punto di vista, è avere un cancro in casa. E questa è la posizione del comitato contro l'ampliamento dell'aeroporto di Treviso. Concetto ribadito anche ieri sera durante l'assemblea pubblica convocata per discutere le ultime notizie su aumento voli e allungamento decolli e atterraggi anche la notte. Cittadini pronti ad ogni forma di lotta, dalla denuncia alla magistratura di politici e amministratori alle manifestazioni in piazza. Ieri era atteso anche il sindaco Conte, che ha comunque preso impegno con il presidente per un incontro a breve. Intanto continua a crescere il malcontento complessivo. Noi rimaniamo allibiti. Oggi viene fuori che, dopo l'incontro avuto ieri da Conte, sindaco di Treviso, viene fuori che addirittura limiteranno i voli notturni fino alle ore 22. Dopo neanche un mese, quindi la posizione è stata completamente stravolta. Noi diciamo che a questo punto non c'è limite alla spudoratezza proprio. La sensazione, dicono dal comitato, è che si parli di limitazioni, ma che in realtà continui il percorso degli ampliamenti. E i numeri in loro possesso sembrano proprio dargli ragione. Sono arrivati, ad esempio, a settembre 2018, 2 mesi fa, hanno raggiunto 17.198 movimenti, che proiettati a fine anno saranno 23.000. Da notare che in aprile 2017, nella loro terza proposta di incremento attività, terza, perché le altre 2 sono state bocciate, hanno previsto un aumento graduale delle movimentazioni sino al 2030. Raggiungendo i 22.500 movimenti, ripeto, 2030. Questi a fine 2018 raggiungeranno i 23.000. Mi dica lei o mi dite voi che commento bisogna trarne. Cioè, è possibile che nessuna istituzione, nessuna autorità intervenga? È possibile che il gestore gestisca anarchicamente la sua attività? Aeroporto o meno, c'è chi pensa che Treviso sia una città ideale perché non ha bisogno dei termovalorizzatori grazie all'efficiente raccolta differenziata. Non parole di chiunque, ma del vice premier Luigi Di Maio, che ha così tirato in ballo la marca nella disputa con l'altro vice premier Matteo Salvini. Treviso modello virtuoso, niente termovalorizzatori grazie all'ottima raccolta differenziata dei rifiuti, un modello studiato in tutto il mondo secondo il Movimento 5 Stelle. Ora il vice premier Luigi Di Maio lo tira in ballo, memore della sua visita nella Marca del 2017, per replicare alla proposta di Matteo Salvini di costruire in Campania un inceneritore in ogni provincia per mettere fine alla cronica emergenza dei cumuli di immondizia. Detta da uno di Napoli, dove l'emergenza dei rifiuti è sempre stata all'ordine del giorno, è una cosa
cosa abbastanza interessante. C'è da dire che la raccolta differenziata è un'attività che nella nostra provincia è partita da molti anni, ma soprattutto che ha trovato la collaborazione dei cittadini, perché se da parte dei cittadini non c'è collaborazione è un'attività che poi fallisce. Io credo che la soluzione degli inceneritori sia una soluzione sbagliata, perché vuol dire andare a incrementare l'inquinamento nell'aria, pur a norma di legge, andiamo comunque a immettere tonnellate e tonnellate di polveri sottili e di altre sostanze che alla fine nuociono alla salute. È molto meglio riutilizzare il materiale perché può diventare materia prima. È un'importante presa di coscienza che il Nord su certi temi ha innescato una marcia nettamente diversa rispetto al Sud. Quindi ben venga se i massimi rappresentanti di questo governo si rendono conto della coscienza civica che si è sviluppata al Nord e della bravura dei nostri cittadini. Treviso città ideale dunque per il leader politico del Movimento 5 Stelle, con il sindaco Conte che sorride pensando all'idea di avere Di Maio tra i suoi cittadini. Lo accogliamo sicuramente volentieri, è un periodo che stiamo accogliendo tutti, Di Maio sarà sicuramente ben accolto, l'importante è che venga qui per imparare, per poi poter trasmettere anche in altre zone dell'Italia questi modelli virtuosi che stanno facendo grande la città di Treviso, il Veneto intero, e chissà che un domani possano far tornare grande anche l'Italia su tutti questi temi. Il lavoro adesso è il sì del 65% dei lavoratori di Pasta Zara a un accordo che, dicono i sindacati, non aveva alternative. Cambierà la vita dei lavoratori di Pasta Zara, uno dei marchi entrati in crisi con il crollo delle banche venete. 240 milioni di debito, 120 quelli ricavati dall'operazione. La famiglia Bragagnolo, alla fine, pur di salvare il salvabile, ha dovuto sacrificare l'ultima espansione dello storico pastificio di Riese Pio X. Lo stabilimento di Muggia, completamente ristrutturato e con tecnologie d'avanguardia, cambierà le insegne con quelle della Barilla, in una piccola grande rivoluzione che coinvolge tutti e 420 lavoratori, che solo ieri a tarda sera si sono espressi con il 65% di sì sul piano di rilancio aziendale. Sicuramente questo accordo sindacale porta dei sacrifici ai lavoratori che hanno vissuto in modo molto forte questa fase di trattative. Il cambio di lavoro, di organizzazione del lavoro per quanto riguarda Riese Pio X a ciclo continuo, il blocco dei premi di risultato per 5 anni per tutti e tre gli stabilimenti e però d'altro canto abbiamo la possibilità di investimenti. Ci è stato assicurato che ci saranno investimenti sia in risorse umane sia per quanto riguarda gli aspetti tecnologici, variazioni tecnologiche negli stabilimenti di Rovato e di Riese che resteranno nel gruppo Pasta Zara. Salva l'azienda ma cambiando la vita ai lavoratori, iniziando dai 150 che passeranno alla Barilla, per finire con chi ha figli che con il ciclo continuo non avranno più garantiti liberi sabati e domeniche. Per i lavoratori abituati a lavorare dal lunedì al venerdì ed eventualmente svolgevano qui a Riese i weekend lavorativi, naturalmente cambierà sicuramente, dovranno adattarsi a dei nuovi orari di lavoro e quindi una nuova organizzazione del lavoro. È importante che ci sia un futuro per tutte quante le famiglie che lavorano all'interno del gruppo Pasta Zara. Pochi istanti di pubblicità, torniamo fra pochissimo. Eccoci in studio in diretta al telegiornale di Treviso. Il disegno di una illustratrice trevigiana diventa un manifesto internazionale nella lotta contro la violenza sulle donne. La storia di Marica Zottino. Un disegno che vale più di 1000 parole. Marica lo realizza in pochi minuti, d'impeto, una rabbia che trasferisce sul foglio e poi direttamente sul web. Un attimo e quel messaggio raggiunge il cuore di tutto il mondo. Io l'ho fatto la sera in modo totalmente spontaneo, anzi se fosse stata una cosa che faccio per lavoro ci avrei messo molta più attenzione, forse in certi dettagli. Quella è uscita di getto e l'ho caricata online prima di andare a dormire, sperando che magari potesse raggiungere un po' delle persone che ho nei contatti delle varie piattaforme, che facesse riflettere e magari documentarsi su quello che era successo. Però non mi sarei aspettata che avrebbe rimbalzato con una velocità così
forte. Marica non pensava che quel disegno potesse diventare un simbolo della battaglia di tante donne. A scatenare le sue emozioni e la rabbia era stata la notizia della sentenza del Tribunale di Cork che aveva prosciolto dall'accusa di stupro un 27enne, usando come prova a discolpa la biancheria intima indossata dalla vittima 17enne, appunto il tanga. Ho visto che il giorno prima c'era stata una protesta proprio con l'hashtag This is not consent, questo non è consenso, in cui le donne irlandesi hanno marciato a Dublino e hanno poi portato mutande per esame abbigliamento intimo davanti alla corte, se non sbaglio, e molte donne in rete hanno iniziato a postare foto del loro abbigliamento intimo, sempre con questo hashtag. A me veniva più spontaneo fare un disegno che aprire il cassetto, diciamo, e forse sentivo molto forte questa rabbia, per cui ho voluto che il perisoma diventasse un po' una bandiera del fatto che abbiamo il diritto di vestirci e di indossare un po' quello che vogliamo e non implica automaticamente consenso. Giornali e televisioni di tutto il mondo si accorgono del significato tanto semplice quanto diretto di quel disegno, una bandiera da portare avanti, e così Marica viene sommersa dalle chiamate. Nella notte mi ha contattato una reporter di AJ Plus, che è il canale di informazione video di Al Jazeera, chiedendomi l'autorizzazione all'utilizzo dell'immagine, chiedendomi se ero l'autrice reale dell'immagine e l'autorizzazione a montarla in un video che stavano realizzando sull'accaduto. E lì ho capito che la cosa stava prendendo proporzioni gigantesche e mi ha fatto molto molto piacere. Non voglio che questo disegno venga utilizzato per fini commerciali, ci dice, ma solo che svegli forse gli animi. Se dovessi lanciare un messaggio, oggi non con la matita ma a voce, cosa diresti alle donne? Semplicemente che un no è un no, più agli uomini che alle donne in questo caso. E un altro messaggio è quello di un flash mob di stamane a Castelfranco: spingi sull'acceleratore della sicurezza. Vogliamo fiumi d'acqua e non di sangue! Vogliamo fiumi d'acqua e non di sangue! Un lungo serpentone rosso per dire basta alla scia di sangue che ogni giorno spezza delle vite sulla strada. Gli studenti degli istituti di Castelfranco e Montebelluna hanno deciso di organizzare un flash mob. Il nostro motto è ricordare per cambiare, quindi ricordiamo i nostri cari ma per un cambiamento. Stamattina siamo qua con gli istituti superiori di Castelfranco e anche di Montebelluna, perché sono i ragazzi che gridano spingi sull'acceleratore della sicurezza. È fondamentale la prevenzione, ci dice. I ragazzi sono il nostro futuro e noi dobbiamo aiutarli a capire. Basta sangue, basta fiori lungo la strada. Nel pomeriggio sono stati promossi una serie di eventi, mentre questa sera è stata organizzata una fiaccolata. Una fiaccolata per dar luce simbolicamente alla strage stradale e perché non accada mai più, e perché chi può, e intendo le istituzioni, facciano quello che devono fare. La prevenzione dipende da loro, da ognuno di noi, perché ognuno di noi deve essere responsabile. Un messaggio diretto a tutti, ai ragazzi soprattutto, perché riflettano e capiscano l'importanza di prestare massima attenzione alla guida. È importante questo momento dove possiamo dare veramente l'opportunità ai ragazzi a fare una piccola riflessione sull'importanza della prevenzione incidenti stradali, perché l'educazione non è mai finita. A Pederobba l'intitolazione della caserma dei Carabinieri a un militare, medaglia di bronzo della Prima Guerra Mondiale, un'occasione anche per fare il punto sulla sicurezza. Abbiamo voluto dedicare, assieme all'Associazione Carabinieri con il suo maresciallo Rampin, la stazione appunto ai Carabinieri Ferretti, perché è stato esempio di un carabiniere, di un militare che ha rischiato la vita per difendere il nostro territorio. Le autorità, gli alunni delle scuole, la gente comune a Pederobba, la presenza commossa della nipote Alessandrina, l'intitolazione della caserma dei Carabinieri ad Antonio Ferretti, classe 1898, medaglia di bronzo al valor militare, che tra il 26 e il 28 ottobre del 1918 oltrepassò il ponte di barche sul Piave sotto i colpi delle mitragliatrici, mantenendo la posizione e consentendo così il passaggio delle truppe e il soccorso dei feriti. L'esempio del Carabiniere Ferretti spero che sia stato un messaggio chiaro alle nuove generazioni, il voler bene al nostro territorio, essere orgogliosi di essere italiani e difendere la nostra comunità. Un'intitolazione che rientra tra le celebrazioni del centenario della Grande Guerra, in cui non è mancato anche il ricordo dell'ex comandante di stazione Mariano Stefani, travolto e ucciso da un'auto 2 anni fa, poco lontano da qui.
ha dato sicuramente un grandissimo esempio a questo territorio, a ciascun carabiniere, a ciascun cittadino, e quindi per noi era doveroso, in una giornata di festa, in una giornata importante qui a Pederobba, ricordare le sue gesta, il suo esempio, il suo sacrificio. Un'occasione per fare anche il punto sulla sicurezza. La stazione copre i territori di Pederobba e Cavaso del Tomba, che si considerano isole tutto sommato tranquille. Con i carabinieri di Pederobba abbiamo un rapporto ottimale, non facciamo tanti proclami, lavoriamo bene senza dare troppo risalto alle cose, ma è proprio quello che ci consente di avere risultati importanti. Una celebrazione tenuta proprio nella settimana in cui al Veneto sono stati destinati oltre 200 nuovi carabinieri, 24 nella Marca. A rafforzare proprio le stazioni e le tenenze sul territorio, perché sono gli elementi fondamentali della sicurezza in Italia, del controllo e della sicurezza dei cittadini, per rinsaldare questo rapporto di fiducia che dura da oltre 200 anni. Ancora la memoria della Grande Guerra. A Santa Lucia di Piave una fattoria si trasformò in una scuola di aviatori. Vista da fuori, da oltre 300 anni, è la fattoria al centro della piana tra il Piave e Collalto. E il nome, Mandre, sottolinea ciò che l'Aia Prospicente e la Meridiana raccontano. Secoli di bestie e contadini, di raccolti e muggiti in quell'agricoltura di fattori e braccianti fatta di miseria e duro lavoro. Ma questi edifici raccontano anche un'altra storia, che inizia e finisce con la Grande Guerra. È la storia della Regia Scuola Bombardieri, che si insediò qui all'entrata in guerra dell'Italia per formare soprattutto i comandanti di questa specialità a cavallo tra le guerre risorgimentali e quelle di trincea. Perché la bombarda non è il cannone e il suo tiro, un tempo contro la cavalleria, divenne utile per aprire i varchi nella selva di filo spinato o per lanciare, come in questo caso, delle corde di collegamento tra le sponde di un fiume. Qui vennero condotti ufficiali da tutta Italia per tutti i fronti. E non a caso nel Grande Granaio sono ancora presenti questi affreschi davvero particolari. Sono le carte geografiche di Grecia e Albania, consegnati ai fronti di guerra. Ed è solo uno dei tanti tesori che questa fattoria, diventata scuola militare, ha custodito e che ora, grazie alla volontà dei proprietari, i conti Collalto, e dell'amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave, sono parte non tanto di un museo, quanto di un percorso carico di emozioni. È proprio per farvi entrare il più possibile all'interno della vita di un bombardiere, perché qui siamo all'interno della caserma in cui i soldati ci vivevano, un luogo unico, quindi voi entrerete in un luogo così come era 100 anni fa. E per gli appassionati c'è anche il pezzo unico nel suo genere. Abbiamo la bombarda più grande mai costruita e unica rimasta al mondo, la bombarda 400 Tosi, che è stata una bella sfida portarla, perché noi siamo, il museo l'abbiamo al primo piano, pesa 64 quintali e è passata da una porta finestra. A dimostrazione di quanta passione accompagni questo luogo e questi oggetti. Un museo che ora aspetta solo di essere visitato, magari durante le millenarie fiere di Santa Lucia. Il risultato, con oltre 600 persone all'inaugurazione, è stato ottimale e ha destato stupore. Adesso con dei volontari teniamo aperti i weekend talvolta e la domenica pomeriggio, e per le fiere sicuramente faremo una sorta di promozione. Vedeva il piano aprito di lassù, voleva ancora. Con i bombardieri in mostra si chiude questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo, ma anche del freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto alta pressione dominante. Ecco che dunque sulla nostra regione sarà una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento ovunque, con il cielo che si presenterà sereno. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Massime piuttosto fresche, comprese tra 6 e 9 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una bella giornata all'insegna del bel tempo, infatti sarà soleggiato ovunque con cielo sereno al mattino, al massimo poco nuvoloso a partire dal pomeriggio, ma non sono previste precipitazioni degne di nota.
Clima freddo con temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime oscillanti invece tra 7 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori anche della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini di confine. Non sono attese piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 10 e gli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.